Buon pomeriggio amici del basket, tra pochi minuti in campo alla T Quotidiano Arena per Dolomiti Energia Trento Estra Pistoia. Cale va fino in fondo, sbaglia, prende il rimbalzo, corregge, 7-3 per l'Aquila. Rimbalzo ancora del pivot pistoiese che serve Forrest, attacca, alza la parabola con la mano sinistra. Che canestro da parte di Michael Forrest. Forrest, piccherò esterno con il pop-up di Pascal che vuole attaccare Pecchia, di forza ad appoggiare. L'ultima azione per Pistoia, Pascal vuole comunque attaccare, va fino in fondo a segnare. Eric Pascal, incontenibile. Cale da 3 punti, più 6, prova a scappare via la Dolomiti Energia. Ellis, che numero, splittando il pick and roll, va a depositare con la mano sinistra. Che canestro di Quinn Ellis, spettacolo alla T Quotidiano Arena di Trento. Primo vantaggio in doppia cifra per l'Aquila Basket. Forrest ci prova anche lui con la stessa moneta, la risposta di Michael Forrest. Ford ancora con la penetrazione che sta dando clamorosi frutti. Il pallone per Forrai, di nuovo Miles Cale a segno dall'arco dei 6,75 con 1,36 da giocare. Dobbiamo essere più solido uno contro uno in difesa e dobbiamo continuare a correre. Tira Cale da 3, storto, rimbalzo ancora di Pecchia, onnipresente rimbalzo offensivo, poi Mavukbe, ben ispirato da parte di Cale. Forrest con il pick and roll centrale con Cook, riapre per Saccaggi, si alza da 3 punti, a segno, sono 5 per Saccaggi in questo inizio di ripresa. Saccaggi però stoppato da Ellis, su Kauskas a tutto campo per Ford, dentro per la schiacciata di Mavukbe. Che passaggio Jordan Ford. Saccaggi, palleggio, arresto, tiro appoggiato alla tabella. Terzo quarto di gran qualità per Lorenzo Saccaggi, anche se non basta per la sua Pistoia. Dall'altra parte Ford e va ad appoggiare al tabellone. Su Kauskas, dentro per Forrai, di tocco. Adesso è Trento che ha abbassato un po' il ritmo, ma Mavukbe contro Forrest trova di nuovo Pecchia e arriva il canestro di Andrea Pecchia. Si butta dentro Kemp. Forrest fa ammattire Cale, spara e segna la tripla. Kauskas prende, spara, segna. Sempre contro la zona di Pistoia. Vola Niang! Niang vola in cielo a schiacciare l'84-58. Boglio attacca sulla linea di fondo, l'intercetto di Ellis, vuole correre Ford da 3 punti in transizione, a segno.
Il saluto tra Ocon e Galbiati. Vince, torna a vincere la Dolomiti Energia Trento. It was a great team effort. You know, it was a good game for us to get back on track and get back in the winning column. So we just want to carry that over in the next week.